Benvenuti a Generazione Non Stop, siamo a Progetti per l'estate con Biagio De Martino. Ciao Biagio, benvenuto. Ciao, ciao Omar, grazie per l'invito, grazie per questo piacevolissimo disturbo. Ecco, ciao. Siamo a casa, siamo qua. Biagio De Martino, presentati a chi non ti dovesse conoscere. Sono tanti quelli che non mi conoscono. Vabbè, cosa dire? La mia carriera è musicale, nasco dal piano bar, musicalmente, poi da lì, diciamo, ho fatto cantare tantissima gente, dove io pensavo che fossi il più bravo, perché io canto, suono, animo, presento, e quindi pensavo, dico, no, nessuno mai mi supera. Ma quando però vedevo che qualcuno mi chiedeva il microfono per cantare una canzone e capivo che erano bravi tanto quanto o ancora più bravi. Allora ho detto, non sono da solo e forse sarò pure l'ultimo. In Quindi Italia. pensavo stessi parlando. Sì, sì, e imitavo, guarda, la mia particolarità, io cantavo delle canzoni uomo e donna, che ne so, Ti lascerò, facevo la voce di Fausto Leale e la voce di Anna Oxa, Questioni di feeling, Cocciante e Mina, quindi la diversità era quella, e poi facevo così bene la voce femminile che la gente si confondeva che fosse in registrazione una voce sottofondo, io dovevo qualche volta smorfiare la frase o salutare una persona mentre cantavo con quella voce per far capire che fossi veramente dal vivo. E poi Infatti niente, poi da lì. ricordo bene che in varie serate appunto mi ricordo di questa situazione, di questa cosa. Ma ti ricordi quanti anni fa hai iniziato? Cioè, da quanti anni fai questo lavoro? Guarda, io iniziai mentre ero militare a Lampedusa, quindi era il 1989. Lì conobbi Domenico Modugno, io ero all'aeronautica militare, Domenico Modugno dovette venire per una serata di gala. Allora io, per farmi dire bravo da lui, ho cercato di cantare le sue canzoni, Volare, Vecchio Frac, tante sue canzoni. Sì, Modugno mi disse bravo, non è che mi diede questa grandissima soddisfazione come io avrei preferito, ho pensato, ma ha detto bravo, 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 e basta, si è conclusa lì la sua opinione. Però da quel momento, perché io ce la misi tutte, ricordo, da quel momento cominciarono a venire delle persone che avevano dei villaggi turistici nell'isola e mi proponevano eventualmente di fare delle serate lì nelle loro strutture estive, quindi Io ho furono i miei primi fatto guadagni. una stagione a Calacreta, molto, Sì, molto bello Lampedusa, bello, bello davvero. sì, sì, ti ho Quindi invitato poi, io tramite Pietro Silvia, ti invitai io, se ricordi, sì, 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 venisti a sì, fare il ti volevo... DJ assieme a un'animatrice, che ti accorpai. C'erano due ragazze, sì, sì, che Sì. poi mi mollarono da solo, poi sono arrivate altre due animatrici e abbiamo fatto Sì, un sì. pochino... Ma qui quando sei venuto tu poi sono passati almeno 7-8 anni da quel, diciamo, Ok. quell'inizio. Allora da lì cominciai a non fermarmi, cioè cominciai a cercare delle serate qua in provincia di Agrigento, cominciai con i matrimoni, cominciai con le date e a quel punto ecco che mi chiamavano per fare 2 matrimoni al giorno, ne facevo anche 2. Io sono definito da tanti ragazzi un portafortuna, perché? Perché nella loro prima esperienza televisiva io selezionai dei ragazzi. Tu sei testimone, perché quando eri presente pure tu, che venivi pure con me, c'era Loredana Errore alle prime armi, c'era Piero Barone del Volo alle prime armi, c'era Daniele Magro alle prime armi, e c'erano tanti ragazzi, Simona Collura di Ti lascio una canzone, tantissimi ragazzi che sono passati tutti da me, quelli che vediamo a Ti lascio una canzone, io canto, a X Factor, ad Amici, se sono della provincia di Agrigento o quasi siciliani, diciamo, di altre province, sono passati quasi rigorosamente dalla mia trasmissione e quindi mi hanno Sì. definito un portafortuna. Guarda, ti racconto una chicca banale. Eravamo a Vallelunga Pratameno e abbiamo fatto 2 serate, 2 registrazioni. Una ragazza che si chiama Rosalba, che tu conosci, ti dirò chi è, seduta accanto a me a cena, mi disse: tu che sei definito il portafortuna, portami fortuna perché io ho fatto la richiesta per andare a Sanremo, qua e là, bla 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 bla. L'hai Insomma, io toccata tu scherzando, subito. mi sono fatto toccare. Eh, allora, insomma, dopo alcuni mesi mi arriva un SMS, perché all'epoca non c'erano WhatsApp, c'era ancora, era l'anno prima del WhatsApp. Mi arriva un SMS: Biagio, mi ha portato veramente fortuna, mi hanno chiamato a Sanremo. Andrò a Sanremo, però non mi chiamerò Rosalba, mi chiamerò Arisa. Non Ah, solo ok. cantò
ma vinse pure con sincerità. Fra me ha detto, ma io porto fortuna veramente allora a sto punto, mi dispiace che non la porto tantissimo a me stesso, però dico, mi fa piacere. Ed ecco che continua questa esperienza con questi cantanti. Ad un certo punto vedo che tante trasmissioni, io canto, ti lascio una canzone, sono state la copiatura, perché questo che dico è un documento filmato e tu lo sai che l'abbiamo fatto prima noi. Hanno fatto le stesse cose che facevo io 20 anni fa. Allora, vedere un festival, vedere ragazzi che cantano, ormai non sorprende più per alcuni punti di vista. Allora, l'anno scorso, 2 anni fa ho detto, Incanto lo trasformo in Incanto VIP, solo con i VIP. Ho fatto 12 puntate. La prima puntata l'ho fatta con Loretta Berti, Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Andrea Roncato, Enzo Paolo Turchi, insomma 12 VIP con i quali abbiamo fatto queste 12 puntate. Però, siccome eravamo seduti che parlavamo, mi mancava la musica, qualcuno che cantasse, che suonasse, che facesse baldoria. E non sono rimasto molto felice, nonostante ciò avessi questi nomi importanti accanto, a fianco, perché la gente mi vedeva pure per strada, mi diceva, mamma mia, ma sta diventando ormai, sei amico di questo, di quello, di quell'altro. Allora ho pensato un'altra cosa, ho detto, tutti fanno i festival, tutti fanno i concorsi canori. Io stavolta voglio fare qualcosa di diverso. Cantano i bambini e i grandi che applaudono. Adesso faccio una cosa: i grandi che cantano e i giovani che applaudono. Inverto le situazioni del pubblico con gli artisti. Allora sono voluto andare a Roma, ho programmato una trasmissione simile a quella che facevo già qua e attualmente avrei dovuto registrare 20 puntate su Gold TV, andavo in onda su una branca su una costola della 7 e quindi su scala nazionale, solo che alla 12ª puntata, mentre questi signori adulti cantano e i ragazzi giovani fanno da pubblico, perché c'è un pubblico di 100 posti a sedere, quindi un pubblico di 100 posti, ci siamo dovuti fermare per il virus. Ad un certo punto, alla 12ª puntata, ci fu l'allarme, ricevetti, ricordo, la chiamata di mia moglie, di mia mamma, perché mentre ero in viaggio per Roma, perché tu devi sapere che io ho paura dell'aereo, quindi non viaggio mai in aereo, e quindi parto in autobus, stranamente è così. Mentre quando ero arrivato io non sapevo quello che fosse successo, i telegiornali cosa avessero detto. Quando ero arrivato a Roma, mia mamma, mia moglie mi chiamarono preoccupate, torna presto perché guarda, stanno succedendo in Italia dei casi di virus a Codogno, hanno fatto tutti i collegamenti, vado in hotel, accendo la televisione, tutti i collegamenti. Allora era tutto pronto, ho registrato 4 puntate in un solo giorno, faccio 4 puntate e sono tornato, ci hanno detto vediamo nell'arco di un mese di queste 4 puntate mentre vanno in onda come vanno le cose e poi riprendiamo. Non abbiamo più ripreso e quindi continuerete ora continuerete? Guarda, assolutamente sì, perché il mio progetto, lo dico in anteprima qua, la tua programmazione diciamo televisiva, voglio fondere le situazioni, voglio mettere sia cantanti, nuovi talenti, nuovi emergenti, sia VIP, quindi farò un programma con cantanti VIP. Tra l'altro mi viene più facile perché sono a Roma, registro lì, i VIP abitano pure là, quindi abbiamo solo diciamo il traffico del taxi, ma non nient'altro. Quindi per fortuna ho tanti amici VIP. Pensa che sono stato invitato in una festa a gennaio da un VIP abbastanza importante. Mi sono anche meravigliato perché avesse invitato pure me, immagina. Però mi ero anche incuriosito, stupito, meravigliato. Ho detto la famosa frase che dico sempre io con me stesso: ma chi l'avrebbe detto mai? Perché sì, sai, quando il telefono squilla e tu leggi per esempio Fiordaliso, allora dico, quando io parlo, programmo, abbiamo fatto le serate, poi chiudo e dico fra me e me: ma chi l'avrebbe detto mai? Cioè non mi raccapacito, io stesso dico sempre questa frase con me stesso. Cioè mio figlio mi dice: papà,
ha portato i suoi frutti, l'impegno, insomma, hai realizzato progetti molto ma interessanti. anche i VIP, nemmeno io me lo sarei aspettato. Mio figlio mi dice, per esempio, papà, ma guarda, mi prendi il telefonino, me lo guardi, dice, papà, ma che razza di nome è qua? Squilla, c'è scritto Pupo, ma chi è? Perché non lo conosce Pupo, no? Ma c'è scritto Pupo, per esempio, cioè lui si mette a ridere, lui non sa possibilmente che Pupo rappresenta per me una grande realtà, per esempio, no? Perché io cantavo le sue canzoni, cantavo, e quindi diciamo che le situazioni oggi sono un po' cambiate, però spero che dopo questa emergenza, dopo questo virus, si vadano sempre più avanti, che finisca tutto per altri. C'è un video, no? Ti volevo chiedere la tua condizione a casa, nel senso che c'è un video per ora che c'è il marito che ha dei fogli di carta, parla bene della moglie, sì, sto bene, mentre nei fogli di carta fa vedere aiutatemi, non ce la faccio più. La tua condizione a casa. Non l'ho visto, ma guarda, la mia condizione è particolare, io lo devo ammetterlo, mi sto riposando. Questa condizione mi tiene un po' sulle spine. Invece adesso il sabato, che meraviglia, tutti a casa, nessuno che esce, nessuno che mi dice nulla, nessuno che mi chiede niente. Posso mettermi in tuta, in pigiama, sdraiato, perché io sono pantofolaio, quindi posso starmene a casa con le pantofole, con la coperta in pailla addosso, nessuno mi dice cosa devo fare. Ecco perché mi sto riposando. Allora, noi vogliamo salutarti e ti facciamo l'in bocca al lupo per tutti i tuoi futuri progetti, e quindi ti guarderemo su Gold, giusto? Poi guarda Omar, andiamo su Sky e TVSAT. TVSAT, Sky e TVSAT sarebbe dovuta partire adesso ad aprile, però non conosco le condizioni perché non ci siamo più sentiti, ci siamo tutti abbandonati l'uno dall'altro, perché quello che faccio io lo stanno facendo pure loro. Però ti voglio dire, io ti invito, così pubblicamente te lo dico, a salire a Roma quando inizieremo, a sederti nei tavoli di rappresentanza assieme ai miei ospiti e parlare anche della tua programmazione televisiva, dei tuoi progetti, perché io ho sempre visto in te una persona attiva, sempre attiva in tutti i punti di vista. A me le persone quando sono attive mi piacciono. Guarda, a volte viene qualcuno e mi dice, sai, mi fai lavorare con te? Io dico, cosa sai fare? Ma guarda, io ho fatto l'idraulico, poi ho fatto il panettiere, poi ho fatto il barista, poi una volta ho fatto anche il pizzaiolo. Fra me è medico, tu non rendi perché giustamente quindi tu poi devi venire pure da me, poi devi dire pure ho fatto l'aiutante, struttura televisiva, questo e quell'altro, quindi è un biglietto da visita negativo dal mio punto di vista. Invece tu vedo che fai sempre televisione, insisti sempre come me su un progetto che ti piace, e anche nei momenti, ecco il mio aneddoto, anche la mia considerazione a riguardo di questa chiamata, anche nei momenti dove ognuno è per i fatti suoi, a casa, tranquillo, che nessuno pensa, io non avrei mai pensato di fare questa diretta piacevole e parlare con te, è qualcosa che la gente dovrà vedere che sta vedendo, quindi è ammirevole questo, no? Perché tu dici, in emergenza, coronavirus, tutti a casa, la televisione nessuno la fa, radio nessuno ne fa, eccetera, eccetera, tu chiami, vai a scovare personaggi, cantanti, amici, persone, e stai creando un programma attinente all'emergenza. Questo è da ammirare. Ecco perché ti dico, c'è la mia stima nei tuoi confronti, perché prima che tu mi chiamassi per la diretta, quando mi hai avvisato, io ho fatto questa considerazione con me stesso. Ho detto, guarda Omar, non è fermo, stai utilizzando questi momenti di emergenza e ne stai ricavando qualcosa di grazioso, qualcosa di utile, di produttivo, di bello, che fa parte del tuo mestiere. Questa è quella mia considerazione, è questa. Quindi per questo dico, ne sono contento, sei una persona per bene, professionalmente pulita, e per questo dico, ti invito a venire a salire su Roma quando riprenderemo, ti siedi ai tavoli di rappresentanza e invertiremo le parti, parleremo di te. Molto piacere, se sarà possibile sicuramente mi farà tanto piacere, quindi vedremo cosa si potrà fare. Ci concorderemo, tanto. Voglio salutarti su questo invito che mi hai fatto e grazie mille davvero per essere stato qui con me, anche perché da tantissimi anni che ci conosciamo, e a presto sempre che anche
me vai avanti dritto per la tua strada e per quello che è il piacere della vita, perché per noi è una cosa più forte di noi, deve andare avanti e basta. Quindi ci possiamo intendere perché parliamo la stessa lingua, quindi hai capito, hai detto grazie tutto. mille. Omar, io ringrazio te, ringrazio anche le persone che ti seguono e alla prossima nuova situazione, post coronavirus però. Ok, ciao Biagio, a presto. Ciao Mare, ciao a tutti, grazie, ciao.